Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento sulla via del buon samaritano. Ci siamo soffermati sui personaggi, i briganti, il sacerdote, il levita, il samaritano. Certo, lui è il personaggio più importante, il samaritano. Però per la salute di quell'uomo ferito sulla strada, il personaggio più importante non è solo il samaritano, ma è anche un altro personaggio che oggi vorremmo conoscere. Perché il samaritano non fa tutto da solo. Il samaritano è consapevole che può arrivare fin dove può arrivare, ha bisogno di qualcun altro. Ecco allora la figura del locandiere. Ecco l'uomo che viene coinvolto dal samaritano nell'attenzione, nella cura del malcapitato. Il samaritano che ha prestato il primo pronto soccorso a quell'uomo, che lo ha caricato sulla sua cavalcatura, lo accompagna ad una locanda, che a quel tempo poteva offrire anche il servizio di un ristoro, anche non solo gastronomico, ma a volte anche di fisico per chi stava male, un luogo potremmo dire quasi di ospedaliero. È significativo il termine albergatore nella lingua del Vangelo, che è il greco, pandokei. Letteralmente vuol dire colui che accoglie tutti. L'albergatore è colui che accoglie tutti. L'albergo è il luogo dove si accoglie tutti. Allora è suggestiva questa presenza del locandiere, è suggestiva questa presenza di questo albergatore nel suo albergo, perché avvertiamo subito che diventa l'immagine non solo di un'accoglienza individuale, c'è uno che accoglie, ma anche di un luogo che accoglie, diciamo di una comunità che accoglie. Sempre i cristiani hanno visto nell'albergatore, nell'albergo dove il samaritano porta il povero ferito, hanno visto l'immagine della Chiesa. Il vero pandokei, colui che accoglie tutti, chi è? Certamente è Gesù, è Lui il primo, in assoluto il primo albergatore è Lui. Ma oggi dove avviene questo incontro aperto a tutti? Nella Chiesa, dovrebbe avvenire nella Chiesa, nella comunità cristiana. E nella comunità cristiana ogni credente è chiamato ad essere un pandokei, uno che accoglie tutti. Tutti noi conosciamo una delle più belle figure di santità del nostro tempo, al punto che lo si è definito con un aggettivo semplice, buono, il Papa buono, Giovanni XXIII. Ma Giovanni XXIII, un autentico pandokei, un cuore che ha accolto tutti, ha vissuto una vita in questo stile di accoglienza e anche in anni ben diversi per sensibilità da quelli che magari stiamo vivendo adesso. Siamo nel 1934, Angelo Giuseppe Roncalli è nunzio apostolico in Bulgaria da vari anni, ora deve cambiare e saluta in quella festa di Natale il popolo bulgaro. Ma la Bulgaria ha una minoranza cattolica. La Bulgaria è composta da ortodossi, composta anche da musulmani. Sono straordinarie, stupende le parole con cui nel 1934, quando non c'era quel clima ecumenico che forse oggi è molto più presente, sono straordinarie quelle parole pronunciate da Angelo Giuseppe Roncalli. Vogliamo ascoltarle.
Fratelli benedetti, non vi scordate di me che voglio rimanere il vostro amico per sempre, l'amico perenne e zelante della Bulgaria. Si sta rivolgendo a tutti, cattolici, ortodossi, musulmani. Secondo una tradizione conservata fino ad oggi nell'Irlanda cattolica, nella notte di Natale ogni casa pone alla finestra un lume affinché avverta Giuseppe e Maria che se passassero di là in quella notte cercando un rifugio, un'accoglienza, là dentro c'è una famiglia, la quale li attende attorno al fuoco e alla mensa imbandita con beni di Dio. Cari fratelli, nessuno conosce le vie del futuro. Dovunque io dovessi andare nel mondo, se qualcuno della Bulgaria passasse dinanzi alla mia casa di notte, in condizioni angosciose, costui troverà alla mia finestra un lume acceso. Bussa, bussa, non ti domanderò se tu sei cattolico o no, fratello di Bulgaria. Basta, entra. 2 braccia fraterne ti accoglieranno, un cuore caldo di amico ti farà festa, perché tale è la carità cristiana del Signore, le cui effusioni mi hanno raddolcito la vita durante questa mia permanenza di 10 anni in Bulgaria. 30 anni dopo queste parole ci sarà il grande evento del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ma 30 anni dopo quest'uomo morirà e morirà abbracciato dal mondo. Forse qualcuno ricorderà gli ultimi giorni, le ultime ore della vita di Giovanni XXIII. La finestra illuminata, la finestra del Palazzo Apostolico, quella da cui oggi il Papa si affaccia per l'Angelus. La finestra illuminata, lì c'era il Papa agonizzante. E per 3 giorni la gente ha pregato davanti a quella finestra illuminata, perché il mondo aveva visto una luce in Giovanni XXIII. Chiunque incontrava quest'uomo si sentiva accolto. Non solo le persone singole, ma il mondo intero si sentì accolto. Papa Francesco ci ha parlato e ci parla spesso della Chiesa come ospedale da campo. E in qualche modo richiama allora questa accoglienza dell'albergatore, dell'albergo che accoglie tutti. È l'ospedale da campo. Accogli le situazioni senza subito chiederti se tutto è a posto in quella persona, ma soprattutto che cos'è il problema che tormenta, che fa soffrire quella persona. Papa Francesco, qualche tempo fa, andando a visitare un centro di accoglienza a Roma, il centro Astalli, fece riferimento a questa parabola del buon samaritano e in modo particolare parlò proprio del locandiere. Non si fermò sulla figura del samaritano, parlò del locandiere e quasi mettendosi nei panni di quel locandiere, di quel pandochei, Papa Francesco immaginava che quell'uomo, quel locandiere, vedendo il samaritano che si era preso cura di un giudeo, cioè di un suo nemico, abbia subito detto: ma quest'uomo è un pazzo, come mai si prende cura del suo nemico? Come mai si interessa di lui? Ecco, Papa Francesco ci fa subito pensare, lui stesso poi lo dirà, come la prima testimonianza non sono le nostre parole, la prima testimonianza è data dalle nostre azioni. E a volte ci sono testimonianze di amore e di servizio che ci vengono offerte proprio da persone che non immagineremo mai capaci di questo, perché di un'altra sensibilità religiosa, di altre esperienze, o perché sono persone che vivono in peccato
Eppure, quante volte gesti di bontà, gesti di attenzione sono venute proprio da chi non avremmo immaginato, e questo ci ha toccato. E allora il Papa, in maniera curiosa, immagina una continuazione della parabola in questo modo: questo locandiere toccato dall'attenzione che il samaritano ha avuto per il suo nemico ferito sulla strada, quando dopo qualche giorno il samaritano ritorna a pagare il locandiere, il Papa immagina che il locandiere certamente potrebbe aver detto: no, lascia, questo va sul mio conto. Quel locandiere era stato toccato, colpito da quella testimonianza. Mamma Lucia ha vissuto autenticamente l'esperienza del Pandochei, di colei che accoglie tutti. Che cosa sono i piccoli rifugi se non come una riedizione di questa locanda, questo luogo di accoglienza? Piccoli rifugi. Non voleva strutture grandi, Lucia Schiavinato, voleva strutture di accoglienza familiare. Ed è significativo che il primo piccolo rifugio sia nato nell'antivigilia del Natale, proprio di un Natale, perché a Natale il Signore non trovava rifugio, non trovava accoglienza, se non in una capanna, in una grotta. I piccoli rifugi nel cuore di Mamma Lucia hanno sempre avuto il valore di luoghi di autentica rigenerazione, data non solamente da prestazioni infermieristiche, professionali, da una prestazione del cuore, quelle braccia aperte di Giovanni XXIII, quel cuore che stringe altre persone al loro cuore. L'esperienza della locanda sulla via tra Gerusalemme e Gerico è stata letta poi dalla Chiesa come quasi una profezia, un anticipo di quello che sarà un grandissimo servizio svolto dalla Chiesa, l'azione ospedaliera. Gli ospedali nascono proprio da questa sensibilità, da questa percezione che si è chiamati ad accogliere tutti. Ospedale, ospitale, luogo di ospitalità, perché lì non arriva chiunque, lì arriva Gesù ferito. Il fondatore della comunità dei ministri degli ammalati, quelli che oggi chiamiamo i padri camilliani, San Camillo dell'Ellis, quest'uomo dopo una vita turbolenta, sofferta, proprio attraverso la sofferenza, sente di essere chiamato a servire i sofferenti e gli ammalati. Un giorno sta imboccando una persona ammalata. Lui, che dirige uno degli ospedali di Roma, viene chiamato da un cardinale. Un cardinale vuole parlare con Camillo dell'Ellis e Camillo dell'Ellis gli manda a dire: attenda, perché al momento sono impegnato con Gesù Cristo, poi quando avrò finito verrò da lei. Camillo dell'Ellis aveva capito. L'accoglienza aperta a tutti è l'accoglienza aperta a Gesù. Non ci sono tessere, cartelli particolari. Sei una persona che soffre, sei una persona che ha bisogno, io ti accolgo. Concludiamo chiedendo al Signore questo cuore capace di accoglienza. Padre misericordioso, che nel comandamento dell'amore hai posto il compendio e l'anima di tutta la legge, donaci un cuore attento e generoso verso le sofferenze e le miserie dei fratelli, per essere simili a Cristo, buon samaritano del mondo. Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce. Penetra nei nostri cuori
con la spada della tua parola, perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi, come fonte di fraternità, di accoglienza aperta a tutti.